Appassionati di futsal, buon pomeriggio da Antonio Iozzo e benvenuti a Fiano Romano. Questo è il Palapertini, questa è Roma Bitonto, super sfida della 17ª giornata della Serie A Tesis. Dicevamo di Ghilardi, 6 gol nelle prime 6 giornate, 13 in totale. Rischia Tampa, perde un brutto pallone, Diana Santos in mezzo per Lusileia, la sblocca la Regina e avanti il Bitonto sul campo della Roma, 0-1 dopo 5 minuti di gara. Scarico all'indietro, Diana Santos, Ghilardi, Diana Santos, fuori di poco, costruita benissimo dal Bitonto questa chance. Posiziona il pallone, poi lascia l'incarico a Vanelli, deviazione di Diana Santos e palo clamoroso della Roma, qui vicina al gol. Ceccobelli velocemente, Bertè per Tampa, Torma alza sopra la traversa, conclusione improvvisa di Tampa. Narcisi punta, giocata, pallone in mezzo e grande tocco di Pratico che ristabilisce la parità, 1-1 al 13° del primo tempo. Altro grande lavoro della Regina, poi Grieco in mezzo, conclusione, fuori di nulla, chance enorme per il Bitonto, si dispera Nicoletti che con il destro non ha trovato il gol del 2-1, Torma avanza, Torma, Lusileia, giocata, Lusileia con il mancino sul palo, poi secondo tentativo, palla fuori, qui tutta la classe di Lusileia. Lusileia in mezzo, Sestari, poi Grieco, ancora Sestari, Ghilardi, Sestari, fenomenale Sestari, triplo intervento prodigioso della numero 1 che preserva l'1-1, che adesso recupera sull'errore di Tampa. Lusileia, finta al destro, va con il mancino e sbatte sul palo il secondo legno colpito dalla 10. Grande schema Cenedese per Brunigna, Cenedese super Sestari a dire di no dopo un'azione favolosa del Bitonto. Lusileia saltata, suolata, pallone regalato a Grieco, Grieco cerca Lusileia, controllo destro, terzo palo per Lu, davvero incredibile, ripartenza Roma con Vanelli che va da Narcisi, Narcisi pressata, giocata, poi esagera e allora superiorità per il Bitonto, Lusileia per Brunigna, torna avanti il Bitonto, la dura legge dell'ex Brunigna fa 2-1. Bertè in mezzo per Pratico, paga subito la mossa di Gagliardo, portiere di movimento, doppietta di Pratico, 2-2. Vediamo se c'è spazio per un'ultima conclusione. Diana Santos, 3 secondi, Ghilardi in avanti per Cenedese, ma non c'è più tempo, finisce qui al Palapertini, 2-2 tra Roma e Bitonto. Bitonto avanti 2 volte nel match, prima con Lusileia, poi con il gol dell'ex Brunigna. Per la Roma la doppietta di Pratico a evitare il KO.